Un convegno sulle meraviglie di Agrigento al Palacongressi, di cosa si è trattato? Allora, l'assessore regionale Sandro Pappalardo al turismo, sport e spettacolo mi ha dato l'incarico di diffondere e di produrre un progetto sulle meraviglie di Agrigento. L'ho divulgato in tutte le scuole, quasi tutte le scuole della città e soprattutto della provincia. Il progetto ha come obiettivo quello di educare, a sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente e a diffondere i valori culturali e civili del nostro territorio. È importante che la scuola offra la possibilità a questi giovani l'appartenenza del proprio territorio per rivalutare i beni culturali e artistici della nostra bellissima città, conservarli nel tempo ed essere protagonisti loro dei cittadini del domani. Molti report sono stati realizzati che mettono in evidenza le chiese antiche, le edicole, gli ipogei, la Valle dei Templi proclamata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Molte realizzazioni sono state fatte dai vari ragazzi che provenivano dalla provincia, come Casteltermini, che ha messo in evidenza le tradizioni del loro paese, Favara. Poi hanno messo in evidenza l'intercultura che deve esserci all'interno di questa città per creare un dialogo con gli stranieri che sono presenti nel nostro territorio. Si offre intanto questo progetto l'intento di valorizzare il fascino della nostra città, sensibilizzare le nuove generazioni a cogliere il bello che esiste nella nostra città. E le scuole hanno voluto proclamare madrina di questa giornata particolare l'avvocatessa Simona Firetto, perché con la sua cultura, con la sua classe ha coinvolto durante la manifestazione molti giovani. Presenti moltissime autorità, dal prefetto alla sovrintendente Costantino, all'assessore alla pubblica istruzione Beniamino Biondi, il sindaco, che veramente sono stati coinvolti e felici di vedere tante realizzazioni prodotte dai nostri alunni. Il provveditore ha dichiarato che non aveva visto mai un coinvolgimento di 500 ragazzi in un convegno particolare per evidenziare le bellezze del nostro territorio.